Metto la traccia GPX nella descrizione di YouTube così lo potete scaricare da Komoot. Bene, siamo alla partenza. L'obiettivo di oggi è una cinquantina di chilometri, visto che ho deciso di iscrivermi al Tuscany Trail. Ci sono 10 mesi per prepararlo. È una gara una supported, sarà sicuramente molto interessante, legata al fatto che il percorso di quest'anno erano 440 km con 5500 metri di dislivello. L'idea è di farlo in 5 tappe, di provare a farlo in tappe da 90 km, circa 1000 metri di dislivello a tappa, poco più, e comunque sarà bello impegnativo. No, l'obiettivo è maggio, quindi un po' di tempo c'è per prepararsi. Settimana scorsa ho fatto il Moma Orgrave, 74 km, molto bello, tutte strade bianche, a volte anche troppo bianche, quasi da mountain bike. Ecco, questa mattina ci prepariamo invece fresco. Penso che questa mattina ci siano 7-8 gradi, non ben vestito ma fa sentire, però anche sono le 7:30, quindi ci sta. Spero che scaldi un po' durante la giornata, fresco davvero tanto. L'obiettivo di oggi è partire siamo partiti da Valeggio, andiamo a Custozza e poi vediamo di fare qualche collina, obiettivo di quarantina di chilometri, adesso dei 300-400 metri di dislivello. Intanto iniziamo un po' di preparazione. La giornata è bellissima, cielo terso con il sole che sorge, ancora molto freddo, 9 gradi segna. Quindi la salita inizia a tirare. Siamo attorno al 5%. Ecco, qua è il tratto più duro, attorno al 9, si fa sentire. Basta, è scollinato, adesso inizia a scendere un po' la strada, eccola, inizia la discesa.
frattempo qui in mezzo ai campi, temperatura è scesa a 5 gradi, e si sente che è freddo, veramente freddo. Mamma che freddo adesso, discesa a 35 all'ora, si fa sentire tutti, avanti, 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 la prossima salita, ci scagliamo, la prossima volta forse è meglio mettere anche la giacchina più pesante. Oh che gelo. Nel frattempo il termometro segna 4 gradi, siamo in una parte campagna. Qui questa strada è tutta un saliscendi, piccoli strappetti di 40-50 metri di dislivello, puoi scendere un po', poi risalire. L'unico muro da affrontare è l'ultima salita per arrivare a Custozza, che è salita che tira sopra l'11 o il 12% per un bel tratto, quello in particolare sono 100 metri di dislivello, poi si fa sentire. 45 all'ora, vediamo un po'. Rilanciamo, dai dai dai, su su su. Oh che freddo, 4 gradi, si fa sentire, piedi congelati. Eccoci qua, adesso si vede la rampa che va a Custozza, inizia dolce, poi inizia a tirare. Al 10%. Dura. È dura, addirittura tira più del 10, 11. Il 13% qui.
Bene, andiamo a fare colazione. È ancora chiuso il bar. Poi facciamo una ragione. Tira il 7% qua, 8 adesso, fa sentire. Bene, l'ho scollinata anche questa. Siamo alzati bene. Poi fatica, proprio 10% medio. Ah, bella vista. Sui cacciatori in giro bisogna stare attenti. E poi troveremo dove arrivare. In pratica abbiamo perso tutta l'altitudine che abbiamo guadagnato prima, stiamo tornando allo stesso livello della partenza. Adesso andiamo via di grave, vera grave. Oppa. Bisogna stare attenti perché c'è pieno di foglie, quindi è rischiosissimo dal punto di vista delle cadute e del scivolamento. In più non si vedono i sassi, non si vede il terreno, quindi dovrebbe essere sempre qualche cosa che non sappiamo sotto. Finalmente usciamo dalla strada. L'unica cosa che mi spaventa un po' sono i rumori dei fucili dei cacciatori, non sparino mai in questa direzione. Oh, che dolore! C'era un ramo, è stato abbastanza doloroso, sono sincero. L'idea adesso è di andare verso Corte Vittoria, così magari riusciamo a fare colazione. Questo primo bar era chiuso. Vittoria è una zona bellissima, in mezzo alla vallata, è un'azienda agrituristica, fanno l'allevamento, fanno gelato, fanno un sacco di belle cose, buone cose. Un'altra colpa di fucile. Molto scivoloso.
Sì, qui bisogna andare piano, scivolosissimo, tanta pendenza. Paura. Niente, ho toccato a mettere giù il piede qua. Impossibile da fare in altra maniera. Ecco, questo è più da mountain bike che da grave. Andando piano, direi comunque si può fare. Sì, un po' difficile, a volte sono dei tratti è veramente difficile. Va bene. Bene, finita la discesa, adesso siamo in arrivo. Mi sa che è ancora chiuso a vederlo. 8:10. Sì, il bar è chiuso. A me. Forse già aperto quest'ora. Poi si fa colazione. Chissà dove si va con questa qua. Proviamo. E poi da dove si arriva. Questa è una montagna di... ditelo voi. Madonna che freddo. E adesso mi segna 2 gradi qui. Direi che si sentono tutti. Infatti c'era anche un po' di ghiaccetto sul campo. Penso che entriamo a casa di qualcuno qui. Freddo. Ecco il sole che esce.
niente impossibile salire qua, sassi esagerati, non salire a piedi qua. Pure se aveva una bella mountain bike, quella elettrica, perché la salita batte il 16%, ormai direi 18 qua, 19, 19%, dura, anche a piedi. Da che lato bisogna andare adesso? Bene, pezzo di duro superato, tirava fino al 19%, quindi insomma si è fatto sentire, anche a piedi era difficilissimo, sassi grandi, si scivolava, adesso c'è un po' di sole, speriamo che scaldi, qui ci sono 3 gradi qua, tutto fresco. La fatica a salire di prima, perdere quota subito, andare piano perché ci sono questi sassi grandi, sono pericolosi, più misto foglio bagnato, molto scivoloso. Oppa. Che bel giro per oggi, è bello. Ciao. Sì, bella rampa davanti a noi adesso. Il 10% sterrata, un po' di scivolamento. Oppa. Questa di qua che mi sa che ci siano meno sassi.
Oh, che bello sto giro. Qui siamo dispersi tra le campagne di Amara Vicina e Castelnuovo del Garda. Bellissimo sto giro, non lo conoscevo, è davvero bello. Una strada di campagna tra i vigneti. Questo sia tutto costoso. È molto pericoloso il fatto che è tutto bagnato. Appena trovi lo scalino, la ruotatende, andare via, scivolare lateralmente, quindi si rischia di cadere. Infatti ho anche le borracce che sono gelide, manca solo di fare la granita. Stiamo tornando nella civiltà. Le Guastella Nuova. Siamo al Golf Club. Bel giro, super contento. E 270 metri di dislivello, tutto in grave, 1 ora e 22, una media molto bassa, però ci sta anche visto il tipo di salita e la difficoltà affrontata, e freddo soprattutto. Adesso siamo tornati un po' nella civiltà dove sulle scale mi dà 4 gradi, comunque freddo, sì. 8:44 al mattino. Un bel giretto. Non c'è la strada bianca, bisogna andarla a prendere. Si può andare anche qua. Ho un po' il dubbio di quale strada prendere, se destra o sinistra. In realtà poi tutte e due portano allo stesso arrivo in 2 punti completamente diversi, ma sulla stessa strada. Qui si pedala decisamente meglio, molto più veloce, meno sassi. La strada bianca bella, comoda e veloce. Ecco i cantieri TAV che stanno rivoluzionando tutta la viabilità, oltre che la vita delle persone. Hanno cambiato le strade, hanno creato dei pezzi in più. C'è il navigatore che mi consiglia il bere di più, quello che sto facendo. Giustamente Garmin mi dice che dovrei aver bevuto 0,8, in realtà sono 0,5 alcol con carboidrato, però che ormai è gelida l'acqua, davvero fredda, non ti fa venire voglia di bere, però di passare le borracce termiche.
quindi a ben 4 gradi. Verona 14, Sona 4,3. A noi proseguiamo per Valeggio, torniamo verso casa. L'unica cosa, ho i piedi davvero freddi, completamente ghiacciati. Forse dovrò iniziare a usare scarpettine in Gore-Tex. Su che poi si scalda, su di tantissimo. Diventa fastidioso che le scarpe estive, giustamente in queste stagioni, non vanno bene. Sta San Giorgio dei Salici. E qui ora finisce la batteria della cam senza preavviso. Peccato, c'è ancora qualche chilometro da registrare.